Bene, buon pomeriggio, buonasera. Siamo qui per la seconda lezione del corso di quest'anno di storia veneta. Questa sera è qui presente, ringrazio di aver accettato il nostro invito, Cristina Setti. Si è formata all'Università di Venezia, attualmente ha un contratto di ricerca all'Università di Roma e presto a questa esperienza romana seguirà un altro contratto di studio a Padova, all'Università di Padova. Cristina Setti si è occupata dello stato marittimo, di questa parte così importante della storia veneziana, sulla quale abbiamo già avuto modo di soffermarci in anni e in lezioni precedenti. È una parte dell'organizzazione così della Repubblica di Venezia che ha conosciuto in anni recenti, direi, uno sviluppo notevole di studi e di ricerche in diverse direzioni, attraverso opere di peso, tra cui una della stessa Cristina Setti sui sindaci inquisitori in Levante, sia di, come dire, studiosi e studiose italiane che studiosi e studiose straniere, internazionali. Quindi grazie ancora per questo caso che si inserisce, adesso vedremo come, nella trama che ho provato ad accennare mercoledì scorso, e quindi poi in sede di commento e anche di presa di parola da parte vostra avremo modo di toccare e approfondire un insieme di questioni. Quindi non voglio dire altro adesso e dico soltanto che il titolo di questo intervento è Frodi e regalie nello Stato d'Amar, un processo per corruzione nell'isola di Zante. Buonasera a tutti, grazie Alfredo per la presentazione e grazie agli organizzatori del corso di storia veneta dell'Ateneo Veneto per il gentile invito. Sono molto lieta di essere qua dopo essere stata anch'io itinerante per molti anni come i miei sindaci inquisitori. Oggi parlerò di un processo, di un caso processuale che è sempre stato istruito da una magistratura itinerante, però da una magistratura un po' diversa da quelle che ho trattato nella mia tesi di dottorato. Ho scelto questo processo innanzitutto per un motivo pratico. È un processo, uno dei pochi processi dello Stato d'Amar, provenienti dallo Stato d'Amar, che è intero, nel senso è arrivato con tutti gli atti, sia il fascicolo dell'istruttoria, sia la fase processuale celebrata a Venezia, sia la sentenza. Lo dico perché, almeno per questo periodo storico, così come per i secoli precedenti, è molto raro trovare un processo intero da queste zone, perché a un certo punto la giurisdizione d'appello a partire dalla fine del Cinquecento è stata spesso delegata a provveditori e magistrature locali e perché molto spesso anche i dispacci, le missive e i fascicoli mandati con questi da oltremare sino a Venezia potevano venire perduti nel corso di questi viaggi. Non faccio neanche faccio un breve cenno anche alle spoliazioni che l'Archivio di Venezia ha subito in sé a partire dalla dominazione napoleonica. Voi sapete che l'archivio è stato portato a Vienna, poi è rientrato via Milano, nel frattempo è stato riordinato con metodi che hanno comportato dei grossi spogli, dei grossi scarti di documentazione. E una delle parti documentarie ad averne sofferta di più è quella relativa all'amministrazione dello Stato d'Amar nella Repubblica di Venezia. Per il Settecento c'è più materiale rispetto che all'epoca che faccio io, ma comunque quello che ho trovato è degno di nota, o almeno spero. Un secondo motivo per cui ho scelto questo processo, cioè un processo proveniente dall'isola di Zante, è proprio perché è partito dall'isola di Zante, che è quell'isoletta sopra quel puntino rosso che ho messo per indicarla, che come vedete si trova poco distante dal Peloponneso,
la Morea veneziana, la Morea turca, sotto l'isola di Cefalonia, che è grande più o meno il doppio. Dico questo perché è molto sotto Corfù, che è l'altra grande isola ionia e che si trova più vicino all'Albania. E dico questo perché Zante, nonostante da un punto di vista della dimensione geografica è una piccola isola e ha un'economia molto più semplificata e specializzata in certi settori rispetto a Cefalonia, che vive di varie attività, non solo di pesca e di commercio, ma anche agricole, boschive, rurali e quant'altro. Nonostante sia piccola, Zante tra 5 e 600 assume un'importanza vitale, sia per la Repubblica di Venezia da un punto di vista strategico, come possiamo immaginare, ma anche e soprattutto per i circuiti economici che sono alimentati in questa isola. Non secondariamente per le trasformazioni sociali e politiche che avvengono all'interno della comunità delle comunità presenti in queste isole e in particolare della città capitale di Zante, dove sono presenti quei ceti della comunità che di fatto governano l'isola accanto ai governatori veneziani. Tra gli anni, sempre più dalla fine del Cinquecento fino agli anni 30 del Seicento, la società zantiota si presenta come una società dunque dilaniata dai conflitti sociali. Questo perché la nobiltà, l'aristocrazia locale ha concentrato il potere su se stessa già a partire dal 1542 con una serrata del Consiglio della Comunità, vale a dire con la chiusura dell'accesso e quindi della possibilità di essere eletti nel Consiglio cittadino locale a ceti sociali che non rispettavano determinati criteri genealogici, sostanzialmente a quei ceti che non potevano vantare un'ascendenza aristocratica, una residenza stabile a Zante, e che quindi, pur essendo zantioti da generazione, non potevano godere dei diritti politici che erano magari una cosa residuale dal punto di vista veneziano, ma che all'interno della società zantiota contavano molto. Chi accedeva al Consiglio della Comunità infatti poteva votare per eleggere gli ambasciatori della comunità che andavano a mediare con Venezia per le istanze zantiote, e poteva anche, a partire dalla fine del Cinquecento, eleggere molte cariche pubbliche locali che, come vedremo più avanti, sono di importanza vitale per la tenuta del dominio veneziano stesso. La società è dilaniata, quindi queste prerogative dal 1542 in poi diventano monopolio di alcune famiglie, la società diventa in breve oligarchica, che sono quelle che poi guadagnano di più in tema di diritti, di privilegi politici e sociali ed economici, quando Venezia inizia a fare delle concessioni di autonomia, in termini di autonomia giurisdizionale, dopo la guerra di Cipro del 1570. Nello stesso tempo, uno dei simboli di questo nuovo ceto aristocratico è anche il monopolio e la questione religiosa, il monopolio e la gestione della Chiesa greco-ortodossa, rappresentata dal protopapas locale, e che negli anni di cui sto trattando alimenterà un conflitto
e entro la comunità e con la comunità di Cefalonia per il tentativo di insediare un vescovado greco-ortodosso. Questa è una questione a cui ho fatto cenno perché è stata molto studiata nella storiografia in tema, però non c'entra sostanzialmente, c'entra poco o nulla con quello che dirò oggi, però mi è parso significativo menzionarla per esporre i vari livelli di complessità che ci sono nei conflitti intracomunitari in questo periodo, e a Zante e anche in altre isole greche in realtà. Tra fine 5 e inizio 600 la società zantiota gode però di una nuova, di uno sviluppo economico notevole, di nuove fonti di ricchezza che per la prima volta alimentano verso l'isola l'afflusso di grandi flussi di monete d'argento, in particolare di reali spagnoli, che sono la moneta del commercio internazionale. Sono una grossa moneta d'argento che viene usata anche dai veneziani perché è molto stabile, molto poco soggetta a usura. E questo afflusso di denaro e questa nuova ricchezza in particolare si deve allo sviluppo delle attività artigianali e commerciali da parte delle famiglie greche del ceto medio, vale a dire soprattutto di quelle famiglie non ammesse nel consiglio della comunità, ma che si erano costruite un certo tipo di patrimonio grazie al lavoro. In particolare al commercio dell'uva passa, che è una coltura che viene, i cui proventi, le cui piantagioni aumentano a partire dagli anni 1570-80 in relazione a una forte domanda da parte inglese e nord europea. È un problema studiatissimo, in particolare da una studiosa molto importante che si chiama Maria Fusaro. Accenno perché anche questo influenza la struttura sociale isolana e anche questo un po' lo svolgimento dei processi e anche del processo di cui parlerò oggi. Lo dico anche perché rispetto alla crescita del ceto dei popolari, che crescendo economicamente rivendicano l'accesso al consiglio della comunità, rivendicano quindi la possibilità di riforme che gli consentano di entrare nel consiglio e acquisire diritti elettivi, di acquisire diritti politici locali, nella sostanza. Di fronte a questa ascesa, il ceto aristocratico, che a Zante si chiama ceto dei cittadini originari, parola appunto che a differenza di quanto avviene a Venezia, denota appunto solo l'aristocrazia, ha un significato completamente diverso rispetto a come la parola viene usata a Venezia. Quindi i cittadini contro i popolari e la rivalsa dei cittadini per sbarrare un po' la strada ai popolari è sì con la repressione, con le persecuzioni diciamo giudiziarie attraverso l'amministrazione della cancelleria nel reggimento di Zante, ma anche con le vessazioni fiscali e le frodi sulle registrazioni delle tasse versate dai commercianti, non solo dai popolari, ma anche per esempio dai commercianti inglesi che fanno affari con loro. Quindi c'è un meccanismo di vari livelli di vessazione e di conflitto che si incista all'interno delle magistrature, proprio degli uffici istituiti e dalla comunità, ma e anche negli uffici istituiti da Venezia, come quelli del reggimento, che va a condizionare fortemente quella che è la vita civile e sociale dell'isola in questi anni. Della concorrenza con Cefalonia ho già parlato, quindi non mi soffermo. E come ho già parlato della crescente polarizzazione tra questi due ceti sociali dei cittadini e dei popolari. I cittadini, oltretutto, detenendo prerogative elettorali e potendo eleggere ambasciatori, creano una serie di reti
di rapporti informali, clientelari o amicali di vario genere, e con Venezia, ma anche con le autorità vicine della Morea ottomana. Questo è molto importante perché questo aumenta il loro potere contrattuale nei confronti dei veneziani stessi. Il terzo e ultimo motivo per cui sono stata felice di parlare, di scegliere questo caso processuale è anche la cronologia, proprio perché il caso che io prendo in considerazione è un processo che nasce, che viene istruito nel 1635 e si conclude nel 1636, vale a dire a pochissimi anni dalla fine della rivolta dei popolari di Zante, un tentativo di rivolta del ceto popolare, il cui scopo era di entrare a far parte dell'amministrazione dell'isola e di esigere e di arrivare ad ottenere dalle autorità veneziane la condivisione formale del governo delle cariche locali. Quindi c'è questo sommovimento, ci sono strascichi di questa rivolta che era stata risolta da inquisitori straordinari veneziani, però non completamente, diciamo, era stata risolta con dei processi volti a reprimerla, ma anche con dei compromessi che facevano delle concessioni all'una e all'altra parte per cercare di riappacificare i conflitti locali senza introdurre novità, cioè senza alterare gli ordinamenti già esistenti, che per Venezia era un requisito, un confine, un presupposto non negoziabile. Venezia non voleva la rivoluzione dei governi locali, Venezia voleva conservare gli ordinamenti e le leggi, gli statuti così come erano, era ben contenta di concedere autonomia perché questo fosse mantenuto, ma entro questo limite, perché aveva paura che se ci fossero state delle alterazioni questo avrebbe influito poi sulla tenuta complessiva dello Stato. A livello generale, però, gli anni 30 sono anche anni importanti per Venezia stessa come Stato, per la Repubblica, perché dal periodo successivo alla guerra di Cipro fino appunto al periodo precedente alla guerra di Candia, che è proprio questo, a livello generale, seppure Venezia, la Costituzione veneziana si dicano rimangano sempre stabili, conservate nei propri equilibri, in realtà ci sono dei tentativi, o meglio, dei piccoli movimenti, una riforma strisciante di alcuni ordinamenti amministrativi generali nei domini da terra da mar, che riguarda appunto cosa mi riferisco? Mi riferisco praticamente alla regionalizzazione dei distretti nei vari territori da terra da mar attraverso la stabilizzazione della figura del procuratore generale, che è una figura che ha giurisdizione su alcune regioni, non su singole città o singole isole, ma su alcuni gruppi di isole, su alcuni gruppi di città, su alcune parti del territorio, e che verrà a costituire il foro d'appello per i rettori locali. Ma ancor di più questi tentativi di riforma strisciante degli ordinamenti locali vengono portati avanti dall'elezione in rapida successione di tutta una serie di magistrature itineranti di vario genere, con varie competenze e funzioni, che in particolare a partire dal 600. Ne cito alcune, cioè sono i sindaci inquisitori in Levante, che sono quelli che ho studiato io, che in realtà esistono sin dal Medioevo ed hanno una grande tradizione giurisdizionale che si collega anche un po' al mito e alle tradizioni civiche della Repubblica, quindi sono una magistratura d'appello, ma che ha anche una valenza molto simbolica da un punto di vista politico. Ma a partire dal 600 si vengono eletti con regolarità i commissari in armata, che hanno giurisdizione sulla flotta nei vari domini dello Stato da mar, i provveditori inquisitori alle 3 isole, gli inquisitori straordinari che vanno nelle isole Ionie di tanto in tanto a stabilizzare le situazioni critiche locali, e ultima, last but not the least, invenzione di questi anni del 1627, ripetuta poi nel 1633, la figura dell'inquisitore commissario in armata. L'inquisitore commissario in armata
è un ex militare, di solito un ex ammiraglio, patrizio di grande rilievo, cioè il curriculum deve essere questo, perché è una figura che va a fare ispezioni nella flotta e in tutte le strutture logistiche che sostengono la flotta nei vari porti della Serenissima, ma nello stesso tempo è una giurisdizione allargata ai casi che coinvolgono i rettori locali, su cui all'occorrenza deve intervenire. E questo è proprio il caso dell'inquisitore che istruisce questo famoso processo di cui adesso vi vado finalmente a parlare. E si tratta appunto scusate, dell'inquisitore e commissario in armata Francesco Basadonna, eletto a Venezia nel 1633, poco dopo la fine della rivolta dei popolari, ma con lo scopo di fare ispezioni ed inquisizioni da Venezia fino alle Ionie, compresa la Dalmazia, l'Albania. Il suo scopo primario era restaurare l'ordinamento della flotta, controllare i libri contabili, soprattutto quelli relativi alle milizie e agli armamenti, quindi fare le rassegne delle cernide, delle milizie locali e eventualmente punire, quando ne trovava, dei rettori che avevano commesso malversazioni. Il mandato di Basadonna in realtà sta per finire già nell'estate del 1634 e viene prorogato dal Senato perché si ritiene che ci siano delle cose, dei controlli da completare nelle fortezze di Zante e Cefalonia e ci siano da rivedere anche dei processi rimasti pendenti in quelle due isole e eventualmente di appellarli o di continuarli. Basadonna dice va bene, obbedisco, ovviamente come tutti gli inquisitori itineranti non nega l'obbedienza al governo centrale, però si capisce dai suoi dispacci che è molto seccato e frustrato. Lui aveva già chiesto il rimpatrio e per quanto abituato a svolgere questo tipo di incombenze, era stanco, tuttavia svolge il suo lavoro con acribia, si dirige prima a Cefalonia, alla fortezza di Asso, dove anche lì si occupa di un paio di casi giudiziari, e poi alla fine, dopo varie notizie che gli arrivano nel mentre in cui lui completa le ispezioni, si reca finalmente a Zante. Già quando è a Cefalonia, gli Zantioti sanno che l'inquisitore sta per arrivare e questo annuncio del suo arrivo, come capitava spesso anche con i sindaci inquisitori, crea delle aspettative di giustizia. Cosa significa? Che le persone alcune delle persone che non hanno ricevuto giustizia dal reggimento, costituito in primo luogo dal provveditore di Zante, e dai fori locali colgono l'occasione per appellarsi al primo inquisitore di passaggio, e che in questo caso è Basadonna. E questo fa sì che nel gennaio del 1635 un gruppo di soldati italiani, loro stessi si definiscono così, cioè provenienti dalla penisola italica, dai vari stati italiani, invia una supplica ai capi del Consiglio dei 10, denunciando, senza farne il nome, il cancelliere pretorio dell'isola di Zante, che è un po' l'assistente del rettore. Poi mi soffermerò meglio sul funzionamento del reggimento. E denuncia, in realtà prima di denunciare il cancelliere, denuncia, o meglio, la denuncia al cancelliere è una cosa che emerge dopo. Nella supplica si parla soprattutto delle malversazioni dei capi militari, in particolare del sergente maggiore, che percepirebbero delle frodi, delle paghe, sarebbero coinvolti in una frode di passavolanti. Passavolanti era un termine con cui si definiva l'appropriazione indebita
di alcune paghe di soldati iscritti nei registri, nei rolli, cioè nei registri di arruolamento delle milizie locali, come soldati regolari, ma che in realtà erano o morti, deceduti in battaglia, o scomparsi magari perché disertori o altro, oppure nomi finti e presupposti, cioè nomi inventati completamente. Il primo a essere colpito dall'accusa di frode, di furto di paghe, appunto, quindi è un militare. Piano piano questa accusa si estenderà a tutti i membri principali del reggimento. Appunto, se non che il Consiglio dei 10 decide di delegare la supplica ai savi del collegio, non è materia nostra. Perché avevano chiamato i 10 i soldati italiani? Perché dicevano che per via di queste frodi, grazie delle quali venivano anche arruolati dei soldati che non erano ammessi dalla Repubblica, cioè i cosiddetti casalini, soldati greci che la Repubblica non voleva arruolare perché considerati inaffidabili. Diceva, in grazia di queste irregolarità nell'esercito, noi siamo trattati male dai generali, dai militari, tanto che molti di noi, perché gli altri sono privilegiati, sono trattati meglio, sono favoriti perché partecipano di questi fenomeni di corruzione. Tanto che spesso a molti di noi viene voglia di scappare in Morea, fuggire in Turchia, dicono proprio, nei territori del turco. Consiglio dei 10, quindi il rischio è quello di destrutturare un po' l'esercito della Serenissima. Non è un problema da poco, tuttavia il Consiglio dei 10 decide di delegare la questione ai savi del collegio, che in quanto organo esecutivo del Senato introducono il caso al Senato. Da lì si spiega il perché nel 25 febbraio del 1935 il Senato delega l'indagine su questi passavolanti all'inquisitore Basadonna, che è già lì a Zante, e che trova appunto, individua subito nella figura del cancelliere pretorio il principale responsabile della frode, in quanto egli faceva un po' da tramite nella consegna dei soldi a chi li percepiva e nella registrazione regolare di questi rolli, di questi registri militari. Mi soffermo un secondo, anzi due secondi veloci, su come è fatto il reggimento di Zante, perché ogni reggimento nello Stato da Mare è fatto in modo un po' diverso, nonostante molte analogie. Zante, essendo un'isola piccola, è stata organizzata come un reggimento minore dai veneziani, per cui ha come governatore un solo rettore veneziano che si chiama provveditore. E costui è al vertice dovete immaginarlo come una piramide, per questo ho disegnato questo triangolo. Il provveditore è il vertice della piramide, immediatamente a livello inferiore ci sono i suoi due consiglieri patrizi, eletti anch'essi dal maggior consiglio. Alla base della piramide ci sono due uffici fondamentali che nei reggimenti controllati da due rettori sono controllati da due rettori distinti. In questo caso, come in altri casi dove c'è un rettore solo, sono controllati da una persona sola, quindi con tutte le conseguenze del caso. Questi due uffici sono la cancelleria pretoria, di cui è capo Bembo Bembi, il cancelliere indagato da Basadonna, e la Camera Fiscale, che da molti anni, da decine d'anni, è monopolizzata da una famiglia, da una dinastia di Camera, vale a dire da una famiglia di cittadini zantioti di origine greca che in forza di rapporti clientelari e anche di amicizia, di legami col patriziato, è riuscita a ottenere sempre l'elezione delle cariche per tutti i suoi membri e non è mai stata espulsa dalla Camera Fiscale, nonostante i molti processi che hanno coinvolto il padre e Basilio Gavrilopulo, che è il quaderniere di cui ci occupiamo ora,
e il suo padre Giovanni Gavrilopulo, che era un noto ambasciatore della comunità di Zante, un cittadino molto potente e che è ricco proprio in virtù del cursus honorum che è riuscito a costruirsi all'interno della Camera. Perché sono importanti questi uffici? Perché la Cancelleria Pretoria ha poteri giudiziari, è costituita dai notai che assistono il rettore nel formare i processi criminali e civili, e soprattutto i criminali, e quindi è l'ufficio che se viene corrotto è responsabile delle vessazioni giudiziarie ai cittadini, alle vittime della mala giustizia. La Camera Fiscale invece è l'ufficio che ha poteri fiscali, amministrativi, è quello che raccoglie le tasse e quindi che amministra, raccoglie materialmente il denaro e lo amministra, vale a dire lo registra nei libri contabili secondo un sistema di partite molto complesso che dovrebbe in teoria essere affidato a più persone per evitare i conflitti di interesse, ma che spesso cade nelle mani di una o due persone al massimo, e questo è proprio quello che avviene a Zante almeno dagli ultimi 30 anni del periodo in cui sto parlando. I cespiti maggiori, come in molte zone da mare, i cespiti maggiori, cioè gli introiti maggiori della Camera, sono costituiti dalle imposte indirette, cioè dai dazi, e in particolare dal dazio alla nuova imposta, che è il dazio sull'uva passa, che rende tantissimo, tant'è vero che viene affidato, ovvero appaltato, non nell'isola stessa come tradizionalmente avveniva per i dazi delle isole, ma nella stessa Venezia, perché la procedura è controllata dai 5 savi alla mercanzia e quindi e perché è una tassa imposta direttamente da Venezia per cercare di limitare il predominio inglese nel commercio dell'uva passa. Quindi continuiamo con il nostro processo. Diciamo, è un processo che, come dicevo prima, parte dal piccolo, parte da alcuni ministri, passa per l'inquisizione della cancelleria e piano piano arriva al vertice della piramide, arriva ai rettori, a tutti e tre vengono processati, indagati e poi espediti a Venezia, processati a Venezia. C'è una distinzione da fare perché i poteri degli inquisitori straordinari, come appunto era Francesco Basadonna, prevedevano che questi inquisitori istruissero questi processi dietro denunce che potevano essere anche segrete, ma anche palesi, e poi una volta raccolte le informazioni, le prove, le testimonianze, una volta celebrato, cioè quello che era il processo informativo, spedissero tutto il materiale a Venezia, compresi gli eventuali arrestati o fermati o condannati. Cosa vuol dire questo? Gli inquisitori potevano completare il processo arrivando alla condanna per coloro che erano sudditi ma non patrizi veneziani, mentre per quanto, almeno questo per quanto concerne le commissioni specifiche di Basadonna, mentre per quanto riguardava i patrizi veneziani si faceva quello che si faceva di solito con la Vogaria di Comune, con i sindaci inquisitori, cioè si raccoglievano tutte le prove a livello locale, si intimava ai patrizi in questione di presentarsi a Venezia presso la Vogaria di Comune, e costoro dovevano partire di propria iniziativa, recarsi in patria e da lì essere giudicati, interrogati sulle prove raccolte ed inquisiti. Che questa parte nel gergo storico-giuridico si chiama, questa parte veneziana di solito viene chiamato processo difensivo perché comprende appunto gli interrogatori e anche le difese dei rettori, degli imputati patrizi presso la Vogaria. Come vediamo, anche quando ci sono inquisitori itineranti si usa come rito processuale un rito garantista, non si usa un rito speciale e inquisitorio duro come quello del Consiglio dei 10. Anche quando il caso parte dai capi dei 10, come è capitato ora.
E durante Basadonna quindi inizia tra la fine febbraio e inizio marzo a indagare, lui arriva a notizia perché il Senato gli scrive lettere continue, quindi lui già a Cefalonia riceve le prime notizie intorno a questi casi, arriva a Zante concretamente all'inizio di marzo e come arriva nell'isola va in camera, controlla tutti i registri, vede chi sono i debitori, trova tra alcuni debitori e alcuni membri del ceto dei cittadini, tra cui un ambasciatore, e per punizione, diciamo, si appropria, prende come residenza una delle loro case, poi va a inquisire a inquisire il cancelliere, lo arresta molto presto, quasi immediatamente, raccoglie prove, perché la prova regina sono i registri Rolli che lui esamina e in quanto inquisitore in armata è anche una sua materia di competenza e sulla base delle testimonianze rese dal personale della Camera Fiscale e dal cancelliere, in particolare dal Basilio Gavrilopulo che ho menzionato prima, arresta anche il sergente maggiore, i principali capi che erano stati coinvolti nella frode dei passavolanti e tutte persone dalle quali si coglieranno le implicazioni che in questa frode avevano tutti e tre i rettori di Zante e il provveditore di Zante, Fantin Soranzo, in misura molto maggiore rispetto ai due consiglieri. Quindi c'è questo doppio filone quindi che si apre, l'inquisizione degli ufficiali, l'inquisizione dei governanti, se vogliamo, e la cosa interessante è che già quando siamo a Zante, già quando Basadonna inizia a fare le prime indagini, il rettore Soranzo sente un po' il cerchio chiudersi dentro di sé e inizia a attorno a sé, scusate, e inizia a scrivere al Senato cercando di in qualche modo sporcare, diffamare, contestare la figura di Basadonna, dicendo che lui era prevenuto nei suoi confronti in quanto è stato influenzato dalla fazione dei popolari, che gli avevano scritto una supplica, contribuendo anch'essi a denunciare le malefatte del cancelliere Bembo Bembi, che poi è stato condannato. E inoltre Soranzo, il provveditore, insinua una parzialità di giudizio di Basadonna dicendo che i popolari negli ultimi anni quando si sono recati a Venezia si sono legati, hanno frequentato molto la sua casa, cioè la casa di lui e del suo fratello, che tra l'altro è un membro del Consiglio dei 10, e cerca quindi di contestarne l'obiettività di giudizio. Quando il Senato sostanzialmente non ascolta le rimostranze del rettore, Basadonna va avanti e quando Soranzo vede che Basadonna vuole prelevare i registri, vuole continuare l'inquisizione, vuole arrivare alla condanna del suo cancelliere, cerca di bloccare l'inchiesta emettendo due lettere di inibizione per impedirgli di continuare il processo. Inquisitore se ne frega sostanzialmente, lo dice immediatamente al Senato, costui pretende di contestare, di non riconoscere le mie commissioni, di contestare la mia giurisdizione. Mi ha inviato queste due lettere che vi invio in copia, vedete un po' voi se sono un atto dovuto, se sono un atto legittimo dal punto di vista procedurale. Il Senato per tutta risposta emana un decreto in lettera ducale che manda al rettore e a Basadonna dicendo che annulla queste due lettere di inibizione. Se non che Soranzo ormai si vede in trappola e dice: ah sì,
non le ho mai registrate in cancelleria, quindi non sono mai state valide in realtà, però adesso comunque applicheremo questo decreto. L'inquisitore comunque non ha mai fermato la sua inchiesta, sta continuando e così. All'inizio di giugno Basadonna intima finalmente i mandati di comparizione a processo a Venezia al rettore Fantin Soranzo e ai suoi due consiglieri Alessandro Contarini e Almoro Zorzi e costoro pervengono dopo dopo aver ottenuto delle proroghe a questo mandato, anche tramite il padre di Zorzi, che a Venezia supplica il collegio a nome del figlio, dicendo che ha una famiglia, c'ha la moglie incinta, quindi non può partire subito, se possono dargli altri 2 mesi di tempo. Altre volte un altro familiare dell'altro consigliere dice che in questo periodo è pericoloso navigare, se si può evitare di fare subito il viaggio, se si può aspettare un po' di tempo. Insomma, prendono tutti tempo questi rettori e arrivano comunque più o meno alla fine della scadenza del loro mandato, quindi alla fine devono rientrare per forza, rientrano e per non rischiare, io immagino per non rischiare di incorrere in guai più seri, accettano di presentarsi volontariamente presso la Vogaria di Comun, dove inizia il processo difensivo. Nel novembre 1635 la Vogaria nomina il cosiddetto collegetto, cioè il piccolo collegio inquisitorio che interrogava gli imputati, che era costituito da un avvogatore, un consigliere dei 40, un capo dei 40 e un censore, più il notaio della Vogaria. E dopo la nomina mette gli imputati agli arresti domiciliari e arriva a costituirli e interrogarli verso primavera. Nel mentre, contro Fantin Soranzo, cioè contro l'ex ormai provveditore di Zante, viene formulato un nuovo capo di accusa, ovvero le imputazioni non sono più solo quelle ascrivibili alle frodi sui passavolanti, ma il rettore è accusato di aver percepito una regalia con il pretesto di spese legate al dazio e la nuova imposta. Questa regalia gli sarebbe stata data dal nuovo appaltatore del dazio, che è un nobile cittadino Zantiotta, e gli si contesta quindi di essere stato corrotto. Gli si chiede se preferisce rispondere di questa imputazione in un nuovo processo o se è possibile includerla nel processo corrente. Lui accetta che venga inclusa nel processo corrente e in primavera quindi si arriva alle 2 fasi del processo difensivo, che sono, le ho menzionate nella slide. Il costituto de plano, cioè l'interrogatorio fatto dai magistrati agli imputati sulla base delle prove raccolte dall'inquisitore itinerante, e poi, in seconda battuta, il costituto opposizionale, che consiste nella lettura da parte degli imputati di una sorta di memoriali di difesa scritti da loro stessi, dove essi rispondono alle varie accuse che gli sono state formulate durante l'interrogatorio. E io ho analizzato, diciamo, praticamente questi atti che da un punto di vista della lunghezza sono lunghi, quindi sono inclusi nel fascicolo processuale assieme, anzi costituiscono il grosso del fascicolo processuale, visto che le prove raccolte da Basadonna sono deducibili soprattutto dai suoi dispacci. Questi costituti sono interessanti, li ho esaminati perché delineano un po' quelle che sono anche le retoriche del processo, la posizione in cui si trovano gli imputati, le argomentazioni che usano per cercare di scagionarsi e quelle che secondo loro sono le argomentazioni più valide, insomma.
Diciamo, c'è un gruppo di argomentazioni che è comune a tutti e tre gli imputati e alcune che sono invece portate da Soranzo, da Fantin Soranzo, solo perché è accusato di 2 reati sostanzialmente. Tra l'altro, nel processo che accomuna i tre e che riguarda le frodi sulle paghe morte, il rettore Soranzo è il provveditore Soranzo, il capo della triade, è quello che è stato accusato di aver preso più paghe morte, mentre gli altri 2, Contarini e Zorzi, vengono accusati di averne percepite 2 o 3 a testa. L'hanno fatto in 2 modi, o facendo iscrivere nei rolli dei nomi fittizi, anzi, iscrivendo come nome, facendosi fare da prestanome dai loro servitori di casa. Praticamente iscrivevano i nomi dei servitori nei registri militari, spacciandoli come soldati e si facevano portare la paga tramite il cancelliere. Quindi, al di là, ovviamente non entro nei dettagli perché nel processo le domande sono relative a ciascuna paga morta, viene citato ciascun nome, quindi è un po' lungo e molto ripetitivo. Allora, c'è quindi un gruppo di argomentazioni che è comune a tutti e tre i rettori e una cosa che ripetono tutti e tre, soprattutto riguardo l'accusa di aver registrato i propri servitori, è quello di dire ma non mi risulta che i miei servitori fossero arruolati come soldati. In ogni caso Basadonna avrebbe dovuto controllare, facendo la rassegna delle milizie, avrebbe dovuto controllare se questi soldati c'erano o no, se corrispondevano nel nome, non l'ha fatto. Tra l'altro questi soldati erano divisi in più compagnie e una di queste non esisteva già più, era stata disciolta prima del suo arrivo, per cui era impossibile controllare. E quindi inefficienze di Basadonna nella sua ispezione, supposte insomma, e quindi inefficienze anche procedurali nel non andare di contro, non andare a casa dei rettori a cercare i servitori e a interrogarli. Basadonna non si è sognato di convocarli, si dice, quindi noi non possiamo permettere che ci accusi di un reato del genere, offendendo la nostra onorabilità, il fatto che siamo persone che abbiamo sempre servito la Repubblica, puntano molto su questa questione della reputazione, è una cosa su cui insistono più volte anche nei loro distinti memoriali, e la collegano all'onorabilità dei loro ministri, cioè dei loro cancellieri e ufficiali della Camera Fiscale, che sono detti onorabili perché loro stessi hanno fatto, benché arrestati e condannati al Zante, hanno già fatto istanza di reaudizione, cioè di essere ascoltati dalla Serenissima Venezia, e quindi hanno pronta una loro verità. Non sono persone che scappano, sono persone che si dimostrano pronte a manifestare la propria innocenza. Un altro elemento che viene portato da tutti e tre è la presenza di prove documentarie che vorrebbe scagionare i rettori dalla frode. Quelle che funzionano, vi anticipo già che quelle che funzionano meglio sono quelle che portano Contarini e Zorzi, i 2 consiglieri, perché sono fedi autentiche dove ci sono dichiarazioni dei capi militari stessi, quindi hanno una forza maggiore di quelle presentate da Soranzo, che non le presenta in questo caso, ma le presenta per la seconda imputazione di cui è accusato. E poi l'altro elemento comune è quello che un reato così inconsistente non può essere che il frutto di una calunnia, e l'unica persona che può aver calunniato questi rettori, secondo loro, è il quaderniere della Camera Fiscale, Basilio Gavrilopulo, noto pregiudicato,
aveva già subito dei processi e quindi inaffidabile. Viene usata questo, addirittura Soranzo aggiunge il fatto, insinua in modo un po' indiretto che essendo Gavrilopulo di origine greca è per natura inaffidabile, richiamando quindi un vecchio stereotipo etnico, di stampo un po' razzista, se vogliamo. E venendo poi all'altra imputazione, l'ultima imputazione, quella riservata solo al rettore Fantin Soranzo, quella relativa alla regalia ricevuta riguardo al dazio della nuova imposta, lui si difende dicendo che prima di tutto era una consuetudine questa regalia. Questa è un'argomentazione che viene usata spesso dai rettori da Mar, quella della consuetudine, che le regalie sono una consuetudine. E questo non contribuisce che a rendere fumosa l'accusa di corruzione, perché ci apre un po' la mente al fatto che in alcune società, in alcune comunità, il donativo, la regalia non è percepito come qualcosa di illegale e i rettori spesso cavalcano questa percezione. Anche se probabilmente, come in questo caso, sanno benissimo che in realtà la Repubblica non ammette le regalie, almeno ufficialmente. Soranzo prova a dimostrazione di ciò, porta alcune copie dei registri della Camera Fiscale dove sta scritto che almeno i rettori passati a Zante dal 1626 in poi hanno tutti preso questa regalia da ogni nuovo appaltatore del dazio. Non era un donativo da poco, perché era una regalia di 1200 era una somma di 1200 reali che la Camera Fiscale corrispondeva per 1000 reali al daziario, quindi al cittadino zantiota, per 200 reali al rettore. I reali erano una moneta molto pesante, quindi era un po' una specie di tangente di fatto che veniva data e al rettore e al daziario usando il denaro pubblico. Poi Soranzo giustifica questa difformità dicendo che questa regalia in realtà è una forma di sovvenzione, proprio perché il fatto che viene usato il denaro pubblico significa che il pubblico sovviene, aiuta il daziario nelle spese di amministrazione del dazio e la regalia la quota di 200 reali che Soranzo ha ricevuto non è altro che una parziale restituzione simbolica al pubblico di questo denaro prestato. Questo argomento non sta in piedi perché Soranzo non è che incamera il proprio denaro nella Camera Fiscale, lo tiene per sé. E poi alla fine, siccome durante l'interrogatorio gli erano state mostrate delle lettere che lui scriveva al Gavrilopulo per far cancellare dei nomi dai registri militari, i nomi dei suoi servitori, e per ringraziarlo della regalia, lui cerca di giustificare che erano ringraziamenti che in realtà si riferivano a dei controlli sull'esercito, sui casalini, e che in seconda battuta, dopo aver verificato che presso i cittadini che la regalia era regolare, lui aveva ringraziato il Gavrilopulo, perché lui, come ingenuo, in quanto ingenuo, anche l'argomento delle ingenuità viene usato molto, dice: io sono caduto un po' in una trappola, io pensavo che fosse tutto regolare. Arriviamo alla fine del processo, arriviamo al dibattimento che ha luogo, il processo viene rinviato al Senato perché è previsto che ci sia il rito del Senato a maggio-giugno, in estate 1636, solo che il Senato, come fa spesso in quel periodo, all'inizio di luglio, decide di delegare il giudizio a una commissione distaccata di senatori. Perché in quel periodo aveva tante altre materie da trattare e non poteva occuparsi del caso. Questa commissione, che in questo caso si chiama Collegio dei 25, è l'analoga a tante altre commissioni senatorie
che vengono istituite tra gli anni 20 e gli anni 30 del Seicento per delegare i giudizi provenienti dallo Stato d'Amar, da tutto lo Stato d'Amar, quindi Dalmazia, Ionia compresa. Questi collegi, che hanno un numero di componenti variabili, di solito il più famoso è il collegio dei 10, poi i 20 del Senato, poi c'è il collegio dei processi per il Levante, ce ne sono altri. Questo collegio dei 25 mi è nuovo, ho il dubbio che si sovrapponga a un collegio analogo presente in Quarantia. In ogni caso il problema è che abbiamo pochissima documentazione, c'è arrivata pochissima documentazione sul funzionamento di questi microtribunali, e quindi l'unica notizia su come è andata poi il dibattimento, o meglio su quali risultati ha avuto, ce le dà ancora una volta l'Avogaria di Comune, che per fortuna nostra di studiosi aveva il compito di registrare tutte le sentenze di casi simili. E quindi dalle raspe dell'Avogaria sappiamo che il 31 luglio 1636 il Collegio dei 25 condanna Fantin Soranzo a 1 anno di relegazione nella fortezza di Palmanova, mentre assolve i 2 consiglieri. In effetti, a margine di ciò, avendo visto il fascicolo, le argomentazioni e le prove portate dai consiglieri erano molto più difficilmente confutabili, perché in effetti è vero che non si potevano più svolgere quelle verifiche sull'esistenza dei soldati che essi avevano richiesto, e quindi, essendo loro colpevoli della frode di poche paghe morte, sono riusciti facilmente a farsi scagionare. Per il caso di Soranzo, che forse avrebbe potuto finire in maniera simile in un altro periodo, in un'altra circostanza, in un altro momento, in un momento non di crisi, non di tensione, in questo periodo così complicato assume una dimensione più ampia, anche perché più ampie sono le sue frodi, più schiaccianti le prove portate contro di lui dai testimoni e dalle lettere che sono state trovate tra lui e il quaderniere della Camera Fiscale, e appesantito dall'accusa della regalia sul dazio, che secondo me è il fatto determinante per cui viene condannato. Diciamo, c'è un carico penale maggiore su Soranzo, e per questo egli non riesce a sfuggire a una condanna che probabilmente in altri momenti sarebbe riuscito ad evitare. Questo lo dico perché spesso capitava sin dal Medioevo che i rettori denunciati dagli inquisitori itineranti, pur venendo inquisiti a lungo, incarcerati, processati, poi alla fine riuscivano spesso a cavarsela, perché erano processi fatti anche per ragioni politiche e simboliche molto spesso. Era un po' la concorrenza dello Stato contro i governi particolari, contro il particolare privato del rettore, gli interessi privati del rettore, ma anche contro l'eccesso di spazio che essi usavano prendersi governando il reggimento con il pretesto della propria autonomia giurisdizionale. E arrivo quindi alle conclusioni, considerazioni generali che faccio intorno a questo caso, proprio partendo da questo. Innanzitutto dal fatto che l'accusa di corruzione, che abbiamo visto in realtà essere una somma di reati, frode, che al giorno d'oggi equivarrebbero a frode, peculato, concussione, falso in atto pubblico, falsificazione, è molto aleatoria, i contorni sono sfumati, e per questo conta moltissimo la prova scritta più che la testimonianza orale, perché la testimonianza orale è spesso basata sul profilo sociale degli attori in gioco, sulla loro posizione privilegiata nella comunità di origine
e sul loro concetto di onore, sulla loro reputazione, perché è proprio sulla reputazione che si gioca e la figura del rettore e la figura dei cittadini, delle fazioni di cittadini che appoggiano questo rettore. Questa concezione privata dell'onore, anche antica, medievale se vogliamo, si scontra con una concezione più moderna dell'onore pubblico, io dico, ovvero sia di un concetto di onorabilità che richiama l'integrità morale, la deontologia professionale, lo spirito di servizio, e che è proprio delle strutture anonime dello Stato moderno, quelle strutture anonime che Venezia in qualche modo cerca di imporre piano piano, di sovrapporre, di accostare attraverso le varie figure di inquisitori itineranti e attraverso le riforme dei distretti che cerca di fare in questo periodo. L'accusa quindi di corruzione è un'accusa che suona spesso strumentale, perché è pensata per delimitare gli spazi di autonomia del rettore, quindi gli spazi dell'agire pubblico da parte degli attori veneziani, ma anche da parte degli attori locali. Sì, è vero, i cittadini avevano il monopolio delle cariche locali, i cittadini di Zante, ma il loro agire e avevano una considerevole autonomia in questo periodo, ma quando sforavano, quando eccedevano, anche quando eccedevano in vessazioni, creando una situazione di tensione che rischiava di esplodere in nuove rivolte. È chiaro che lo Stato cerca di imporre dei limiti, e quindi questi processi, che alla fine non coinvolgono mai solo il vertice, ma coinvolgono tutto quello che c'è sotto la piramide, sono anche, a mio avviso, pensati per circoscrivere un po' l'azione di tutto il reggimento nel suo insieme, che è un'amministrazione partecipata non solo dalla nobiltà veneziana, ma anche dalle aristocrazie suddite che, pur non avendo gli stessi diritti politici dei patrizi, avevano dei considerevoli diritti politici a livello locale, comunitario. E vi è quindi una mutevolezza pratica e ideologica del fenomeno della corruzione, e qui concludo, perché è un fenomeno che innanzitutto dipende, come diceva Alfredo nella scorsa lezione, dipende dalla percezione della società, che la società ne ha, vale a dire dall'insieme dei valori di una comunità, per cui, come dicevo prima, una regalia per un nobile greco locale poteva essere un fatto di onorabilità, di accoglienza, allorché per un rappresentante dello Stato è un fenomeno di corruzione. Casi simili si hanno anche al giorno d'oggi rispetto ad alcune definizioni della corruzione. E poi dipende infine dalla interpretazione quindi di questo reato, che è molto soggetta e ai giudici che se ne occupano, ma anche alle circostanze entro cui questi giudici agiscono a tutti i livelli. Vi ringrazio per la pazienza. Bene, grazie Cristina per averci raccontato questo caso che, voglio ricordare, è inedito, no? Uno sforzo che un po' facciamo in queste lezioni di tirar fuori delle storie non ancora conosciute. Vorrei, come è mio compito, sottolineare solo un paio di punti, no? E poi, se c'è ancora qualche minuto, io veramente ne prenderò 3-4. Per sottolineare degli aspetti che varrà la pena di considerare anche in modo comparativo e complessivo, no? Allora, una cosa bisogna subito dire, emerge qui un'aria di famiglia con quello che avviene nello stato di terraferma. Ma quest'area di famiglia non deve ingannarci, ci sono anche delle differenze sostanziali di fondo.
La congiuntura di cui abbiamo sentito raccontare è una congiuntura particolare, oltre per tutte le cose che sono state dette con molta precisione. Possiamo dire anche un momento in cui Venezia, io credo questo, insomma, si rende conto di avere uno stato marittimo. Sembra un paradosso, ma provo a dirlo in un altro modo, e cioè Venezia, quello che veniva chiamato lo stato marittimo, era concepito, era percepito ed era anche in qualche modo governato con una serie di avamposti, di fari, del sistema di rapporti mediterraneo. Una volta poi cessata la fortuna veneziana, insomma, in realtà, no? Con il commercio verso Oriente, con le galere da viaggio, restano questi luoghi che poi pian pianino bisogna governare. Ma come governare? Perché sono molto diversi da Padova, da Treviso, da Vicenza, perché c'è gente che parla altra lingua, perché c'è un'altra religione, perché c'è anche un'altra struttura sociopolitica. Abbiamo sentito parlare di consigli, no? Di nobili e cittadini, ma se noi andassimo con la lente di ingrandimento a vedere bene, questi nobili e cives di Cefalonia, di Zante e di Corfù si chiamano come i nobili e i cives di Padova, ma sono tutt'altra cosa. E cioè in realtà molte di queste aristocrazie delle isole Ionie sono un retaggio medievale, infatti vengono chiamati feudati a Corfù, di un antico sistema che c'era già ai tempo dei Franchi, al tempo delle crociate, quindi c'erano delle arcaicità di questo tipo che dobbiamo tenere presenti. E allora possiamo anche dire che questa Repubblica di Venezia, che giustamente è costituita da una capitale complicata, come abbiamo capito in tanti dei nostri corsi, insomma, no? Per questa pletora di magistrature e contromagistrature, ne ha citate parecchie oggi la Cristina Setti, e poi abbiamo lo Stato da terra e lo Stato da mare. Sì, ma sono quasi tre cose differenti. E cioè una cosa è il rapporto tra una capitale che ha i suoi problemi, una capitale che amministra lo Stato da terra e una capitale che amministra lo Stato da mare. Tanto che in un'opera che vi citavo l'altra volta, questa Coppella Veneta, si dice che già proprio in questi anni di inizio Seicento, si comincia a definire, sentite un po', una nobiltà veneziana, questi signori di cui abbiamo sentito i cognomi, che si occupa delle cose marittime, che va a governare questi centri marittimi, che fa solo questo, e cioè che si occupa dello stato da mare, e ci sono altri nobili, altre famiglie che prendono le cariche di terraferma. Allora non ci sono tanti studi su questo, ma è una cosa molto interessante che ci sia un po' una separatezza tra queste due cose. Poi questa cosa gli spagnoli nel loro impero facevano lo stesso, e allora anche qua potremmo fare una comparazione, no? Si chiamavano le visite, le visitas. E c'è un famoso saggio di un grande storico italiano che si chiama Federico Chabot, che ci racconta delle visite degli inquisitori spagnoli che vanno in Lombardia, perché la Lombardia a quel punto, no, non Brescia e Bergamo perché erano italiani, ma insomma va bene, al di là del fiume, e invece era spagnola, e più o meno le cose che vengono fuori sono similissime a queste. Se voi andate a vedere il tipo di interventi, di cosa si tratta, le falsificazioni di nomi, gli appalti dei dazi, la riscossione delle tasse, questo è un po' un nodo centrale di queste storie di corruzione. Poi l'ha detto molto bene altre cose. Io sottolineerei una cosa anche in previsione delle prossime due lezioni, quelle di Andrea Savio e quella che farò io, e cioè che questi processi sono molto interessanti nei loro contenuti e nei loro sviluppi, perché ci mostrano in modo trasversale una società in movimento, certo anche attraverso la lente deformante delle accuse e delle controaccuse, talvolta che sono fatte, come avete capito, a scopo di prevaricazione o di successo o di competizione politica. Sono, come diceva Clausewitz, potremmo dire, non solo la guerra è una prosecuzione della politica, anche queste vicende di corruttela sono una parte del gioco politico, locale, microlocale,
repubblicano, eccetera, eccetera. Allora, se l'impressione è che quando si legge uno di questi processi sia come mettere un po' un piede in un formicaio, e cioè viene fuori di tutto, tanto che questo era proprio il vero problema, che investe il mito, il contromito e l'antimito veneziano. Da una parte c'è un'esigenza di giustizia, ecco che allora quella dipinta, no? Al Palazzo Ducale, eccetera, eccetera, cioè di giustizia, e non dobbiamo essere intransigenti, perché se vogliamo ottenere la fiducia dei nostri sudditi, e questi erano sudditi che stavano anche ai confini con i turchi, voglio dire, e poi nel Settecento quando erano i russi, insomma, c'è la guerra russo-turca che attraversa queste aree. 120 anni, 130 anni dopo quello che ha raccontato lei. Quindi, insomma, bisogna tenerli buoni. E allora bisogna usare una giustizia intransigente. Sì, ma se poi si è intransigenti cosa succede? Viene fuori che i rettori fanno quelle robe lì e allora si delegittima il sistema. Era una specie di circolo vizioso a cui era difficile rimediare. E allora qui il problema di come accomodare caso per caso, cercando di fare in modo che questi processi, un po' racconterò questo anch'io, ma insomma non diventino una sorta di guerra interna tra tutte queste figure, più piccole, minori, basse, locali, sovralocali, eccetera, una sorta di guerra a chi fa, a chi scopre, a chi denuncia il capro espiatorio più efficace, perché dopo questo succedeva. E allora vogliamo affermare una giustizia totalmente, come dire, grado zero, pura, però in quel momento anche rischiamo di alimentare, ecco la metafora forse infelice che ho usato, no? Del formicaio, rischiamo anche di alimentare poi una serie di conflitti e di fratture ancora più profonde di quelle che sono state denunciate nel caso. Quindi ecco, grazie Cristina, voglio dirti, anche per averci dato uno spunto per ragionare sulla complessità di questa questione del tema della corruzione. Abbiamo veramente pochi minuti, però se qualcuno ha una curiosità siamo qua. Signore. Abbiamo fatto tardi, ma insomma abbiamo detto parecchio. Sì. Chi è? Non lo vedo. Vuol venire qua? No, ecco, le portiamo il microfono. Mi scusi, non l'avevo visto. Intanto complimenti, bravissima veramente. Grazie. Una curiosità, quelli processati a Zante che fine hanno fatto? Allora, il cancelliere è stato condannato a 7 anni di servizio in galea, che è una pena terribile perché i galeotti morivano nel giro di poco tempo. Posso dirti solo una cosa su questo? Io ho trovato una tabella che nel Settecento 10 anni di galera e c'era scritto, c'erano tutte le equivalenze, c'era scritto uguale pena di morte. Quindi... Sì, perché era faticosissimo, erano malnutriti, avevano i ceppi alle caviglie, l'ambiente era malsano, insomma ci sono dei bellissimi saggi di Ugo Tucci sull'alimentazione, sulle condizioni ai galeotti che vi consiglio. E un altro è stato bandito. Quindi il bando, anche quello, è un'espulsione dalla comunità che, insomma, non ci puoi rientrare pena la morte, però è anche vero che rispetto ai banditi della terraferma, i banditi dello Stato d'Amaro avevano un vantaggio, potevano adire al bailo di Costantinopoli, rivendicare il fatto che erano stati banditi, magari... Sì, che era un veneziano, un diplomatico, l'ambasciatore veneziano a Costantinopoli chiamato Bailo, e potevano ottenere dal Bailo una voce di liberar bandito. C'erano anche nella terraferma, però nella sostanza era un modo per rientrare nella comunità e farsi esentare dal bando. E questo era abbastanza facile perché i greci spesso avevano un'expertise di tipo marinaro, erano dei bravi armatori, erano dei bravi costruttori di navi, erano una manovalanza molto richiesta, tant'è vero che
Si pensa che uno dei motivi della crisi della comunità greca di Venezia nel Settecento fosse il fatto che molta manovalanza greca era migrata in Toscana grazie alle leggi di tolleranza del Granduca. Quindi sì, e quindi avevano questo vantaggio, mentre i banditi della terraferma, che erano nobili locali, sì, tendenzialmente insomma restavano in esilio, si formavano le proprie squadre di bravi e cercavano di entrare nel commercio delle voci di liberar bandito, che erano delle licenze dal bando concesse dalle magistrature veneziane, che però insomma potevano essere insomma richieste e manipolate in vario modo. E niente, sì, bandi, servizio in galea, non mi risulta incarcerazioni, no, forse Gavrilopulo penso sia stato incarcerato. Poi si tenta sempre di togliergli la carica a cui sono stati eletti, però poi ci vengono rieletti, che è il caso del padre del Gavrilopulo, insomma. Oppure hanno dei parenti che vengono eletti all'interno dell'ufficio e continuano a fare i loro interessi. E niente, insomma, questo più o meno quanto, insomma.